Come back. You, the people, have the power. Va ora in onda Come Back. Rollin', rollin', rollin'. Questo nuovo spazio settimanale dedicato alla politica americana, alle vicissitudini dell'amministrazione Trump e alle sue beghe con il Congresso, nonché con il Partito Democratico che sta sempre alla sua rincorsa. Cercheremo appunto in queste settimane di analizzare più nel dettaglio quella che è la situazione attuale dell'America e soprattutto dove questa superpotenza sta andando in quelli che sono i marosi della politica estera e del nuovo paradigma politico che si sta imponendo. E questo è Stefano Graziosi al nostro microfono, il Marco Pinti, la voce che state sentendo oggi in versione istruttore di scuola guida, che però ti dà già subito la patente, capito? Grazie. Mi hanno messo qui, vedo che sai già dov'è la frizione, sì, il freno è quello in mezzo. Ok. L'acceleratore è quello tutto a destra. Speriamo di non schiantarci. Esatto, quello tondo è il volante. Ah, bene. Tu metti le dita alle 10:10, le metti lì e poi devi girare la chiave e poi guidi. Perfetto. Che è più o meno la formazione che viene fatta, è stata fatta anche a me qui a Radio Padania Libera quando ero nei tuoi panni. Sammy Varin è stato il mio autista di scuola guida, mi ha detto: bene, quando inizia la trasmissione l'importante è che ti presenti, guarda, vai in onda tra 5 minuti. È andata così, insomma. Quindi anch'io avevo tutti i fogli che vedo che hai anche tu, e poi per diciamo così una brutta piega che ho preso, ho iniziato a mettere tutto prima in un taccuino, ormai in post-it, finirò con gli appunti in francobollo, ma fai bene tu ad avere la scaletta così bella piena. E oggi il tuo battesimo del fuoco alla radio. Sì, la prima volta da conduttore radiofonico. Allora, TV fatta? Sì, diciamo sì. Ecco, il libro fatto? Sì, ringraziando il cielo, sì. Quindi cosa manca? Beh, Facebook, Instagram. Mancava la radio. Mancava il cinema, magari manca. Il cinema ancora manca, sì. Però... Ma da regista o da attore? No, preferirei regista, magari un bel western, visto che siamo in tema. Ok, ecco, non ti fidare alla parte tecnica di Giulio Carnelli se dovesse dirti farò di te una star. No. Di solito lo dice le signorine, però potrebbe dirlo anche al nostro Stefano Graziosi, che ci porterà nell'America profonda. E la cosa interessante, credo, di questa trasmissione è che parlare d'America non è come parlare di un paese qualsiasi. No, noi siamo spesso portati, no, a considerare l'America come una specie di paese gemello, perché viene a volte anche giustamente ricondotta dentro la categoria generica di Occidente, ma le cose non stanno esattamente così. Come già sapevano i padri della Costituzione americana, tra l'Europa e gli Stati Uniti ci sono molti punti di contatto, ma anche molte divergenze, molte differenze che spesso appunto emergono ancora nell'America di oggi. Senti, c'è invece un tema più storico che da tempo mi attanaglia, perché abbiamo un ascoltatore da Portsmouth. Io non mi ricordo in Inghilterra se i padri Pellegrini sono partiti da Plymouth o da Portsmouth. Non me lo ricordo. Te lo ricordi anche tu, lo chiediamo a Google. Padri Pellegrini. Tra poco questa trasmissione diventa seria, perché io me ne vado e vi porta nei gangli delle Americhe. Plymouth. Sono partiti da Plymouth, sì. Che non si dice Plymouth, come dico io. Se dico Plymouth capiscono subito che questo è spaghetti e si adeguano, ma è Plymouth. Ma allora chi è partito da Portsmouth, secondo te? Qualcuno sarà partito da Portsmouth. Salpati, vediamo chi è partito perché io sono sicuro che qualcuno è salpati, perché sarà una specie, da Portsmouth. Eccolo qua. Chi è salpato da Portsmouth? La Vespucci? No. Non si sa. Ci sono le informazioni del traghetto, ma del traghetto, perché giustamente anch'io utilizzo uno strumento sofisticato, parliamone come Google in maniera, diciamo, primitiva. Vabbè. No? Chiunque alla fine. Adesso tu sei brava ad assolvermi in questa cosa, ma salpati da Portsmouth, se tu vuoi sapere che cosa è successo storicamente, non devi scrivere salpati a Portsmouth come ho appena fatto io.
Beh, diciamocelo. vabbè, insomma, uno che può sempre non può consultarla a Treccani. È ancora più dal volto umano di me. Sì. Ecco, cioè, sappiate questo, no, soprattutto io lo cerco di portare sulla cattiva strada, come ho sempre cercato di fare nella mia vita con le persone serie, preparate, e i vicini di banco, peraltro anche, ecco, però non so se ce la faccio, perché secondo me Stefano Graziosi è fin troppo, è preciso, capito, sa le robe, scherzi a parte, l'ultima roba che dico, quello che peraltro ci dicevamo fuori onda prima di questa puntata qualche secondo fa, ecco, sugli Stati Uniti ci sono tanti fondamentali che vengono dati per assodati. Io non so se sarà nella puntata di oggi, se sarà nelle prossime, però certamente sarà interessante anche fare proprio l'ABC che i telegiornali danno per scontato. Ad esempio dicono la sinistra americana, e noi ascoltiamo la sinistra e ci immaginiamo gente che ragiona come la nostra sinistra. Certo, le categorie politiche e sociali, oltre che talvolta anche economiche, tra gli Stati Uniti e l'Europa sono molto differenti. Prima tra tutto il fatto che Donald Trump in Europa e soprattutto in Italia venga definito spessissimo un presidente di destra, se non addirittura di estrema destra, dal punto di vista americano è una profonda inesattezza, perché la destra americana, o comunque una parte cospicua della destra americana, Donald Trump soprattutto all'inizio non lo tollerava granché, e una parte ancora oggi gli fa la guerra. Ma parliamo anche dell'elettorato, giusto? Che non capisce alcune cose che non fanno parte della cultura della cosiddetta destra americana. Assolutamente. Noi prendiamo per esempio tutta la politica commerciale del presidente americano, i dazi. I dazi in America sono considerati un provvedimento di sinistra. Sì, socialista. Essenzialmente socialista, e quindi c'è questo elemento. Io una volta, tu ricorderai, quando l'anno scorso scrissi un articolo per il Washington Times intervistando sulla legge Fiano e lo stesso Matteo Salvini, mettendoli a confronto, e pubblicai questo articolo su questo quotidiano che è tra i principali di Washington, non è il principale ma comunque diciamo si tiene su. E io mi ricordo che all'epoca in questo articolo definii il fascismo un movimento far right di estrema destra, e molti commenti di lettori americani non presero bene la cosa, perché loro mi risposero: ma il fascismo non è far right, il fascismo è di sinistra, il fascismo è socialista. E quindi c'è questo elemento, perché in America fondamentalmente la destra è liberalismo, è poca presenza dello Stato in economia, è libertà individuale, che è qualcosa di parzialmente diverso da quello che invece è destra nella cultura europea. È molto diverso, perché l'unico che ha cercato di portare questi concetti nella destra italiana è stato Berlusconi, che è riuscito a interpretarli finché li ha incarnati come un modello, insomma, anche diciamo simbolico. Vedete, libertà individuale, così diventi come me. Mentre negli Stati Uniti questo discorso te lo fa l'allevatore del Wyoming, che non è miliardario ma non vuole sentir parlare di dazi, di tasse, Se noi vediamo proprio all'Italia il discorso liberale, pensiamo alla storia del vecchio partito liberale italiano, un partito che ha sempre fatto il 5%, e lo stesso Berlusconi, che pure è diciamo sceso in campo nel 94 con quel programma liberale, in realtà poi nel concreto non ha spesso e volentieri applicato delle misure di stampo liberale in economia, fermo restando che il suo ministro dell'economia è stato spesso Giulio Tremonti, che era un ex socialista. Ma certo, poi fai bene a fare i nomi, ma è proprio una questione di cultura politica che non c'è in Italia. Eppure noi ci dicono destra e noi ci immaginiamo insomma delle analogie, così come ci dicono sinistra, e vuol dire tutta un'altra cosa, perché non solo per estensione geografica ma anche per l'appunto diversità di parametri. Chissà, probabilmente nelle prossime puntate magari ci sarà spazio anche per questo, o anche in questa lo sentiremo insieme, perché questa trasmissione sta finendo nel suo antefatto e sta per iniziare, nel senso che io adesso prendo su, voi sentirete un piccolo stacco tra poco, uno stacco musicale che è fatto apposta per non farvi sentire la portiera, ecco, poi io starò lì un attimo a guardare, lui metterà la chiave, frizione, no, aspetta, perché poi ormai sono abituato a farlo ma non so più spiegare. Allora, frizione, marcia, quando poi la radio incomincia a fare metti la seconda, poi metti la terza e poi la quarta, dopo la quinta basta. Unica regola:
del grande maestro di radiofonia Marco Pinti, l'unica e fondamentale regola che non devi dimenticare mai è: qualsiasi cosa succeda, tu continuerai a parlare. Benissimo. Questa è l'unica regola. Se tu rispetterai quest'unica regola, andrà comunque bene. Qualsiasi cosa succeda, tu continuerai a parlare. Perfetto. Anche se c'è una musica che non ti sentono, tu nel dubbio continua a parlare, va bene? Benissimo. In bocca al lupo a Stefano Graziosi, buona trasmissione a lui, a Carnelli e a tutti voi. You know it doesn't make any difference if she's at a cold. Buonasera, eccoci tornati a Comeback, questo spazio di approfondimento settimanale sulla politica statunitense. Prima di iniziare vorrei spiegare brevemente la ragione di questo titolo. Nel gergo elettorale americano il termine comeback di solito designa la riscossa del candidato che si batte solo contro tutte e tutti, la riscossa del candidato che lotta contro forze che possiamo definire solo apparentemente soverchianti, e la riscossa definitiva del candidato che, ribaltando ogni previsione, prende in mano il suo destino e ce la fa. Il comeback in America è considerato un po' come la concretizzazione, no, del sogno americano a livello politico, ed è un concetto questo che storicamente si attaglia a vari episodi, soprattutto appunto elettorali, che si sono succeduti nel corso dei decenni. Penso alla vittoria di Richard Nixon nel 1968, alla vittoria di Ronald Reagan nel 1980 e poi ovviamente alla vittoria di Donald Trump nel 2016. Quindi, come dicevamo prima, cercheremo di capire dove questo presidente così bizzarro, ma anche alla fine popolare in America, nonostante si dica che ha i sondaggi contro, vuole andare, perché spesso assume delle posizioni, prende delle direzioni apparentemente folli, apparentemente contraddittorie, ma che poi scavando un senso, nel bene o nel male, magari ce l'hanno. Ebbene,
In questo momento storico, in queste settimane, in questi giorni, in queste stesse ore, voi sapete che il grande problema politico che sta attanagliando gli Stati Uniti riguarda il budget federale e nella fattispecie un punto da sempre abbastanza problematico da quando Trump è sceso in campo, cioè quello del muro al confine con il Messico. Negli ultimi giorni, o meglio a cavallo tra dicembre e gennaio, c'è stato uno stallo. C'è stato uno stallo perché in America, una volta all'anno, il Congresso si riunisce per arrivare appunto ad approvare il budget, fondamentalmente per rifinanziare quelle che sono le agenzie federali, le attività dei ministeri. E nel momento in cui questo accordo non viene raggiunto, scatta quello che in gergo tecnico è definito lo shutdown. Lo shutdown è appunto il blocco temporaneo di quelle che sono le attività dell'esecutivo, le attività ministeriali considerate non essenziali. Per capirci, la posta è un servizio che continua ovviamente ad andare avanti perché è considerato giustamente un servizio essenziale. Invece altri servizi, come non so, la tutela dei parchi pubblici, non è considerato essenziale, quindi si blocca. Lo shutdown generalmente coinvolge poco meno di 1 milione di dipendenti pubblici, circa 800.000, che si ritrovano quindi la paga congelata fino al nuovo accordo per poi essere pagati di solito retroattivamente. Non è stato questo il primo shutdown, quello di dicembre-gennaio che si è verificato nella storia americana, ma sicuramente è stato ad oggi il più lungo della storia americana. È durato ben 35 giorni, addirittura superato il record di Bill Clinton, quando a cavallo tra il 1995 e il 1996 ebbe uno shutdown di 21 giorni. C'è anche da dire che in questi 35 giorni sono rientrati anche giorni festivi e quindi insomma non sono 35 giorni sani, ma si tratta comunque di un record. Ora, democratici e repubblicani hanno trovato una sorta di tregua, una tregua tuttavia temporanea, una tregua che appunto sta durando per circa 3 settimane e scadrà a fine di questa settimana, tra venerdì e sabato. E quindi ecco che i vari negoziatori sono all'opera, ma il punto fondamentale di questo budget, come vi dicevo prima, resta essenzialmente il muro. Il presidente Donald Trump ha chiesto in passato che venissero messi a budget 5,7 miliardi di dollari per costruire un muro lungo alcune centinaia di chilometri sul confine meridionale, sul confine con fondamentalmente il Messico. Come sapete, il muro per Trump rappresenta un punto essenziale dal punto di vista politico, e questo essenzialmente per una serie di ragioni. Innanzitutto perché Trump ha fatto della costruzione di questo muro un po', se vogliamo, il cavallo di battaglia della sua campagna elettorale, da quando ci fu la sua discesa in campo nel giugno del 2015, e diciamo che da allora lui ha sovente portato avanti una politica molto, molto dura, un messaggio molto duro, imperniato sulla necessità di costruire questo muro difensivo, muro che tra l'altro è diventato per lui sempre più urgente a causa di quella che viene chiamata dai mass media la grande carovana di migranti che sta cercando di risalire dall'Honduras fondamentalmente, ma anche dal Messico, verso gli Stati Uniti. Ma poi c'è anche, diciamo, una questione più profonda, più strutturale. Sovente si dice che la proposta del muro sia una proposta, diciamo, un po', come dire, dettata da interessi di estrema destra per lanciare, come dire, messaggi positivi verso un elettorato fondamentalmente becero e razzista. Le cose sono vagamente differenti da come appunto vengono spesso dipinte. Perché dico questo? Perché al di là di come la si possa pensare su questo muro, la ragione effettiva che ne sta alla base è di natura
socio-economica, vale a dire lo zoccolo duro dell'elettorato trumpista in America non è, come spesso si ripete, il suprematismo bianco o l'estrema destra. Al contrario, si tratta essenzialmente della classe operaia impoverita della Rust Belt, cioè quella cintura di ruggine, quella cintura di stati che vede protagonisti il Wisconsin, il Michigan, l'Ohio, legata economicamente all'industria tradizionale americana, soprattutto automobilistica, un'industria che, come sapete, è in profonda crisi da diversi anni a questa parte e che adesso, soprattutto da diverso tempo, vive l'immigrazione clandestina non solo come un pericolo dal punto di vista securitario, ma in particolar modo come un problema di concorrenza nel mondo del lavoro. In questi termini, le politiche di stretta migratoria portate avanti dal Presidente hanno il primario intento di rispondere a quella specifica quota elettorale, che non è una quota elettorale di destra, tanto come si diceva prima, per capire che le categorie politiche tra l'America e l'Europa sono abbastanza diverse, ma quella classe operaia è una classe operaia che fino al 2010, ma diciamo fermiamoci alle presidenziali 2008, votava democratico. Era una classe operaia che finché stava bene, addirittura penso al Michigan. Il Michigan è uno stato oggi in profonda crisi, ma che fino al 2008 votava compattamente per Hillary Clinton e che invece si è, come dire, ribellato, tra virgolette, nel 2016. Quindi il senso del muro per Trump è qualcosa di più complicato che non una misura becera. Poi ovviamente ognuno può avere le opinioni che vuole su questo fronte. Ed è ovvio che allora Trump, che sul muro ha costruito la sua fortuna elettorale, o comunque gran parte di questa fortuna elettorale, su questo provvedimento si sta giocando la credibilità politica. I democratici questo lo sanno e per questa ragione ovviamente gli fanno la guerra. I democratici sanno benissimo che se Trump cade sul muro, se Trump cede sul muro, gli assestano un colpo, non voglio dire fatale perché insomma, nessuno ha la palla di vetro, però un colpo molto duro. E questo lo sa bene la nuova speaker della Camera, Nancy Pelosi, che di fatto sta ammantando di orpelli umanitari una battaglia sul muro che alla fin fine, se vogliamo, è squisitamente politica. E quindi sembrerebbe nelle ultime ore che i negoziatori al Congresso abbiano trovato un compromesso di accordo sul budget che vedrebbe di fatto stanziati circa 1,3 miliardi di dollari non per costruire un muro, ma per costruire circa una cinquantina di miglia di reticolato. Trump, dicono i ben informati all'interno della Casa Bianca, e lui stesso lo ha lasciato intendere, non è affatto contento di questa misura, ma sembrerebbe intenzionato comunque a firmarla, perché ovviamente laddove, come dicevo prima, non passasse questa nuova proposta di budget, scatterebbe nuovamente lo shutdown, ed è un'eventualità, diciamo così, che creerebbe degli scenari difficili da prevedere. Non c'è niente di più difficile in America se non capire appunto chi va a danneggiare politicamente lo scattare uno shutdown, se chi l'ha provocato o chi l'ha subito. E siccome è ovvio che i repubblicani in questo momento non vogliono riprendere quello che è stato, dicevo, appunto il blocco più lungo della storia americana, sembrerebbero intenzionati a cedere, starebbero esercitando pressioni sul presidente. Quindi adesso dovremo vedere lui che cosa avrà effettivamente intenzione di fare. Sempre ben informati, ritengono che in realtà abbia una sorta di
piano B e che quindi voglia in un certo qual modo bypassare, se così possiamo dire, il Congresso nel limite del possibile per trovare questi finanziamenti nella costruzione del muro, perché è ovvio che passare da una richiesta di 5,7 miliardi a 1,3 insomma non è esattamente una vittoria politica, è un compromesso dal suo punto di vista un po' al ribasso, e quindi ecco che bisogna vedere le sue propensioni. Lui in realtà, Trump, nell'ultima settimana ha cercato in qualche modo di forzare un po' la mano, di forzare la situazione, uscire dall'isolamento parlamentare, e soprattutto la settimana scorsa con il suo secondo discorso sullo Stato dell'Unione è passato al contrattacco, addirittura aprendo in parte ai democratici, pur rimanendo molto ferreo, stretto, duro sulla questione migratoria, ha però, come dire, si è lasciato possibilista, ecco, su alcuni dossier che i democratici tendenzialmente apprezzano. Penso soprattutto alla sanità e in particolar modo alle infrastrutture. Il tema delle infrastrutture in America è un tema molto interessante perché è qualcosa che in un certo senso collega, o meglio potenzialmente in grado di creare una convergenza tra l'attuale Casa Bianca e una parte del Partito Democratico. Ricordiamo che durante la campagna elettorale del 2016 l'allora candidato socialista Bernie Sanders sulle infrastrutture andò a battere molto, perché sia Sanders che Trump ritengono le infrastrutture un elemento fondamentale per assorbire una disoccupazione in America che è già bassa, ma che potrebbe essere ulteriormente ridotta. In questo momento ci fermiamo qualche minuto e riprendiamo da qui a brevissimo. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV
Bentornati su Comeback, la striscia settimanale che cerca un po' di spiegarvi che cosa accade dall'altra parte dell'oceano. People Have the Power di Patti Smith, canzone sicuramente vicina alla sinistra, ma non così estranea a Donald Trump, che, come dicevamo prima, anche parlando della riforma infrastrutturale, ha diversi punti di contatto con la sinistra americana. Non a caso sia lui che il senatore socialista Bernie Sanders sono appunto soliti citare la famosa frase di Abraham Lincoln del discorso di Gettysburg, del governo del popolo, dal popolo, per il popolo, e quindi c'è questa forte carica abbastanza rivoluzionaria per i crismi americani nel messaggio di Trump, ed è qualcosa che fondamentalmente l'establishment di Washington, o buona parte di esso, non gli ha mai perdonato. È proprio questo scontro con l'establishment di Washington e nella fattispecie con il Partito Democratico, di questo stiamo parlando oggi. Il muro al confine con il Messico si farà, non si farà? Sembrerebbe un'ipotesi ad oggi più lontana. Il presidente si starebbe accingendo ad accettare un compromesso un po' a ribasso dal suo punto di vista, da 5,7 miliardi di dollari a un budget di appena 1,3 miliardi. È ovvio che, come dicevo prima, Trump qualche freccia al suo arco ce l'ha, e queste frecce al suo arco possono essere di varia natura. Qualcuno dice finanzierà il muro al confine con il Messico attraverso un ordine esecutivo, cioè quello che da noi è essenzialmente un decreto, quindi un atto del governo senza passare al Congresso. Oppure l'altra ipotesi, che è stata gettonata per diverse settimane nei giorni scorsi, è che possa dichiarare emergenza nazionale. Sul problema dell'emergenza nazionale si è aperto un dibattito negli Stati Uniti. Perché? Perché da un punto di vista eminentemente legislativo Trump potrebbe effettivamente farlo. In America esiste una legge, il National Emergencies Act, che fu siglato nell'ormai lontano 1976 dall'allora presidente Gerald Ford. Quella legge nasceva con un intento ben preciso. Siccome nei decenni antecedenti vari presidenti nel corso del Novecento, penso a Woodrow Wilson, penso a Franklin Delano Roosevelt, a Lyndon Johnson, avevano usato e abusato un po', diciamo così, del ricorso alle emergenze nazionali. Ebbene, quella legge voleva in qualche modo disciplinare una materia che è difficilmente disciplinabile. Questo oggettivo, un'emergenza non si può, far ricadere ipso facto sotto una norma, però quella legge venne siglata, venne prima approvata al Congresso, siglata dall'allora presidente in carica, e poi è stata di fatto utilizzata spesso e volentieri. Il primo a utilizzarla fu Jimmy Carter alla fine degli anni 70, ma ci sono stati numerosi casi e diverse emergenze nazionali in America sono aperte ancora oggi. Allora il problema qual è? Il problema è che gli avversari di Trump dicono: tu stai cercando di politicizzare la questione dell'emergenza, e questo è un problema, perché ovviamente nel momento in cui lui la dichiarasse si potrebbero aprire scenari piuttosto impervi per il presidente. Innanzitutto ci potrebbe essere qualche ricorso, qualche levata di scudi da parte di qualche corte federale, qui più o meno sparsa per gli Stati Uniti. L'abbiamo visto già in questi 2 anni che alcuni provvedimenti del presidente sono stati impugnati dalle corti federali. Ricorderete nel 2017 tutta quanta la storia su un altro decreto, quello del travel ban, che appunto
voleva restringere l'entrata negli Stati Uniti per quanto riguardava cittadini provenienti da alcuni paesi musulmani. Quel provvedimento venne impugnato da diverse corti federali. L'amministrazione Trump fu costretta a riscriverlo per reagire alle accuse di discriminazione religiosa che appunto le venivano mosse. A quel punto Trump inserì nei vari paesi anche Venezuela e Corea del Nord, che ovviamente non sono paesi a maggioranza musulmana, ripresentò nuovamente il decreto, fu impugnato nuovamente da una corte federale, la questione finì davanti alla Corte Suprema e nel giugno del 2018 la Corte Suprema ha riconosciuto comunque la validità di quell'ordine esecutivo, sentenziando che non solo Trump avesse le prerogative presidenziali per agire in quella direzione, ma che non si configurasse neanche il reato, comunque la fattispecie della discriminazione, perché appunto contemplava quella misura ormai paesi che non erano a maggioranza musulmana. Quindi il primo ostacolo potrebbe essere appunto la levata di scudi da parte delle corti, ma poi c'è un altro ostacolo che ovviamente sono i democratici, che in questo momento, come saprete, hanno riconquistato la Camera dei Rappresentanti in quella che è stata insomma l'ultima tornata elettorale. Una tornata elettorale che mi dicono dalla regia che c'è una telefonata, quindi ci fermiamo un secondo e ascoltiamo. Pronto? Pronto, buonasera. Oh, buonasera. Buonasera. Dico buonasera perché non so il tuo nome. Stefano, mi chiamo Stefano, piacere. Allora, Beppe io. Piacere. Allora, seguivo attentamente quello che lei stava dicendo e mi piace moltissimo perché è veramente esteso in un modo magnifico. Grazie. No, ma che grazie. È lei che è bravo. Anzi, possiamo darci del tuo? Assolutamente sì. Allora, assolutamente sì. Sentivo quando facevi l'escursus su tutte le altre cose, partire dal 1860 venire in avanti, questo mi va benissimo. Però io vorrei fare, dico solo per ridere, Sì. Allora, fare una scommessa di un caffè. Per me, il buon Trump sarà rieletto, sai perché? È nato sulle orme di Bill Clinton. Il muro, chi incominciò a farlo? Bill Clinton nel 96. Bravissimo. Stiamo a seguire un'altra cosa. Quando venne quei piccoli movimenti per via dell'oro, per via del petrolio, il Venezuela, già allora, se ti ricordi, e poi venne un altro momento che c'era quelle famose miniere che non mi ricordo più che cosa stavano cercando là dentro. Allora, detto questo, quella frontiera o quel muro, chiamiamolo come vogliamo, non è tanto fatto per fermare l'invasione, anche perché è ovvio, ma detto questo è fatta per un'altra cosa, perché su quei territori c'è qualcosa che interessa a moltissimi, fa gola a tantissimi, perché ancora forse qualcuno non sa, perché io avevo un amico che era un ingegnere minerario, già parliamo di 20 o 25 anni fa, che faceva questi lavori qua e diceva che hanno degli suoli che sono immensamente ricchi. Quindi, detto questo, poi c'è anche del petrolio, c'è un po' di tutto, purtroppo il dio denaro avanza un po' dappertutto ed ecco che perché succede che quel muro in un modo o nell'altro dovrà essere fatto. Perché? Perché ci sono degli interessi sotto che purtroppo
né io né te né qualcun altro non sapremo mai, ma ci sono. Detto questo, ti ringrazio. Grazie a te. Perché hai fatto un'esposizione talmente bella. Grazie. Che era come leggere un libro. Grazie infinite. Ciao. Grazie. Ciao. Sicuramente la scommessa del caffè è accettata, ma io la penso abbastanza come te sulla rielezione di Trump. Ovviamente ancora è presto, però se i movimenti che si stanno palesando nel Partito Democratico restano questi, se le figure che stanno emergendo dal Partito Democratico, ne parleremo poi più avanti anche nelle puntate successive, restano queste, Trump non dico che ha un'autostrada spianata davanti a sé, ma poco ci manca. Il grande problema che hanno i democratici in questo momento è che sembra non siano in grado granché di fare opposizione, e come dicevi te stanno mancando il punto, cioè stanno facendo un'opposizione smaccatamente politica su questioni che possono appunto anche ledere l'interesse nazionale, posto che, ribadisco, sul muro la si può pensare in qualsiasi modo si voglia, va da sé. Come dicevi tu, che i democratici oggi ne vogliono fare una questione umanitaria lascia un pochino perplessi, visto quello che fece Bill Clinton nel 1996 con le prime barriere al confine con il Messico. Bill Clinton nella fattispecie aveva un programma politico ed elettorale molto securitario. In America dai tempi di Nixon si usa la locuzione law and order, legge ed ordine, e Bill Clinton per questo suo programma molto securitario è stato aspramente criticato anni dopo, soprattutto nel 2016. La sinistra del Partito Democratico rimproverava a Hillary il fatto che suo marito fosse stato in qualche modo troppo duro, anche con l'immigrazione clandestina e quant'altro. Per cui c'è questo elemento, come posso dire, che ci fa capire come il Partito Democratico americano oggi sia profondamente spaesato, ed è profondamente spaesato soprattutto nel tipo di opposizione che sta facendo alla Casa Bianca, perché non riesce a cogliere il punto. E io quello di cui sono relativamente convinto, poi nessuno è ovvio ha la palla di vetro, è che Trump paradossalmente da questa situazione di stallo può trarne vantaggio, perché se i democratici non accettano nessun tipo di apertura come quelle che il Presidente ha fatto nel corso del suo ultimo discorso allo Stato dell'Unione, e prediligono invece lo scontro diretto, il muro contro muro, ebbene questa cosa è possibile che alla fin fine possa rivelarsi un boomerang per loro, perché Trump potrebbe benissimo ripresentarsi alle presidenziali del 2020 e brandire, per così dire, un unico semplice messaggio: non mi hanno fatto fare quello che volevo, mi hanno sempre legato le mani, rivotatemi. E se lui fa un discorso di questo genere, fermo restando che il Partito Democratico resti impaludato come adesso, Trump nel 2020 probabilmente la Casa Bianca la conquista una seconda volta. C'è anche quest'altro elemento da tenere presente, cioè lui è un politico molto trasversale e quindi la sua forza elettorale è stata quella di saper parlare a un elettorato che non era storicamente repubblicano. Quello che dicevo prima, la classe operaia della Rust Belt, che è lo zoccolo duro del suo elettorato, è storicamente democratica. Lui è stato molto trasversale, è stato in grado di prendere quelli che in America sono i voti degli indipendenti, cioè quelli che non sono iscritti né al Partito Democratico né al Partito Repubblicano, e si sa
che storicamente le elezioni presidenziali in America si vincono solo riuscendo a captare questi voti trasversali. Io non so se vi ricordate che cos'era diventato il Partito Repubblicano fino al 2015. C'è stata possiamo definirla alla De Gaulle, la grande traversata nel deserto dal 2008 al 2016 durante la presidenza di Barack Obama. Il Partito Repubblicano, per quanto avesse riportato buoni risultati durante le elezioni di metà mandato, tuttavia era diventato un fortino arroccato da cui non era più in grado di uscire, perché si era aggrappato in modo stanco, passivo e passatista ad una visione un tempo gloriosa del reganismo degli anni '80, che però ormai era, come posso dire, passata di moda, era ormai vecchia, logora, stantia, della finanza incontrollata e delle guerre sparse in giro per il mondo. Neanche l'elettorato repubblicano ne poteva più, e questo è il tema. E se voi andate a vedere i candidati che ci furono nel 2008, John McCain, e nel 2012 Mitt Romney, fallirono perché continuarono a proporre un'idea di politica economica e di politica estera fondamentalmente vecchie, logore e ormai, diciamo così, tramontate. Donald Trump, in modo, se vogliamo, becero, in modo talvolta molto poco elegante, quello che vogliamo, però ha dato al Partito Repubblicano quella spinta che gli ha permesso di captare voti come Reagan negli anni '80. Quando Reagan vince nel 1980 non fa appello tanto ai repubblicani tradizionali, fa appello ai democratici delusi, e pescando dall'altra parte e prendendoti l'indipendente, il trasversale, che arrivi alla Casa Bianca, perché è ovvio che se tu resti totalmente vincolato all'interno di quello che è il tuo recinto naturale, da lì ti muoverai ben poco. E quindi Trump, sotto questo aspetto, ha permesso al Partito Repubblicano di tornare a vincere, proprio perché ha, come dire, portato avanti una simile visione. Pare che ci sia un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Ciao. Sì, buonasera. Buonasera. Io sono a favore del muro. Sì. Perché io penso che un paese come il Messico, a un certo punto, tutti quelli che scappano devono responsabilizzarsi, stare lì, combattere, morire, a sistemare il loro paese, non che si abbandonano e se ne vanno. C'è la delinquenza, stanno lì, combattono e la eliminano, votano altre persone, si arrangiano loro. Invece se noi diamo una via di fuga, i migliori o i peggiori o quelli che non hanno voglia di fare niente se ne vanno negli Stati Uniti, e lì sempre peggio. Poi un'altra cosa volevo dire, sì. Da noi paese civile, diciamo, a un certo punto noi ci regoliamo. Se non abbiamo soldi o non abbiamo i mezzi, non facciamo 7, 8, 14, 20 figli o anche di più, come fanno in quei paesi musulmani dove hanno 3, 4 mogli, eccetera. Questo livello di civiltà non è che si acquisisce semplicemente passando un confine. Quella gente lì poi passa il confine e fa altri 10-20 figli, come stanno facendo da noi. E piano piano la popolazione cosiddetta endemica, che siamo noi o che sono gli americani, piano piano sparisce. Perché se noi andiamo a vedere in giro, andiamo a Roma, non è che ci sono tanti romani. Il romano ha la faccia squadrata, romano dell'antica Roma, ormai i caratteri si sono persi e strapersi, e non è che il punto che quello che succedeva una volta che camminava la gente a piedi, con le navi, con le barche, che non avevano motore, quella era una cosa che succedeva in centinaia, migliaia di anni. Invece adesso in pochi anni si muovono masse di milioni di persone che stravolgono interi paesi. Perché se io sono andato lì il Texas, e ci sono paesi, città che non c'è manco un americano. Cioè, Occhi Azzurri ormai
non li vedi più gli occhi azzurri, capito? Perché si sono tutti mescolati e non solo, ma i salari, i stipendi, tutto ridottissimo, sembrano paesi del terzo mondo, ci sono case, ho visto delle case fatte di che ne so, di blocchetti di cemento prefabbricato, c'è merda e miseria, non è che portano, che vengono i migliori con i soldi, ma anche da noi non è che vengono i migliori con i soldi, vengono perché se ne approfittano della nostra civiltà, perché se io andassi nei loro paesi, se io vado lì, io sono andato in Moldova, e lì parlo di un paesino, cioè quando la Moldova era libera, devo dire dove ero, cos'ero, cosa andavo a fare, dalla dogana mi hanno quasi spogliato, invece da noi entrano tutti. Poi un'altra cosa, ma la Lega riesce a bloccare i Viados? Io non dico di bloccare, ok, però i Viados che vengono qua proprio con lo scopo di prostituirsi, lo vedi che vengono qua per prostituirsi, cioè li vedi con 2 tettoni di plastica, non è che vengono... Chiarissimo. Ok, adesso abbiamo anche un'altra telefonata, grazie mille. Buonasera. Buonasera. Senta, io volevo fare una domanda sul muro che vuole costruire Trump. Sì. Ma fermerà anche la droga? Serve anche per fermare quel fiume di droga che entra negli Stati Uniti, quel muro? Beh, nelle intenzioni del presidente sì, come dicevo prima, era anche nelle intenzioni di Bill Clinton. Uno dei grandi problemi che viene ravvisato nella immigrazione dal Sud America, dalle parti degli Stati Uniti, è anche una questione legata alla malavita e allo spaccio di stupefacenti. Questo sicuramente è nelle sue intenzioni. Il tema resta sempre quello, che è un tema politico-amministrativo. Non è detto che riuscirà a farlo, anche perché è notizia di adesso, di pochi minuti fa, che Trump ha definito la possibilità di un altro shutdown una testualmente cosa terribile. Quindi sembrerebbe che si stia accingendo a firmare appunto questo accordo che di fatto non renderà, almeno nell'immediato, possibile la realizzazione del muro come lui lo intende, ma sarà appunto un reticolato più modesto. Vedremo se lui poi, come sostiene, almeno ha sostenuto in passato, riuscirà eventualmente a trovare un'altra fonte di finanziamento che non sia quella del Congresso. Le opzioni sono ovviamente aperte. Un'ultima domanda. Sì. Ma se serve per fermare quel fiume di droga che entra negli Stati Uniti, ma tutti gli americani, compresi i partiti che sono all'opposizione, dovrebbero essere contenti, perché quanti americani muoiono o sono sballati per questa cosa, per cui se un motivo può essere quello di fermare questo fiume di droga che attraversa il confine, dovrebbero essere tutti contenti, anzi approvarlo, no? Teoricamente sì, ma lei mi insegna che purtroppo la battaglia politica talvolta conduce anche a degli strabismi, non fosse altro che, ribadisco, è stato Clinton il primo a fare le barriere. Il punto è che qui Trump si sta giocando veramente la credibilità politica, è un'occasione troppo ghiotta per i suoi avversari, e quindi soprattutto lo speaker della Camera, Nancy Pelosi, non ne vuole sapere di retrocedere. È una questione totalmente di carattere politico e infatti non si capisce bene come si riuscirà effettivamente a sbloccare. Grazie, buonasera. Grazie a lei. Ci sentiamo tra pochissimo. 2019. Ma chi ha parlato?
Buonasera, siamo sempre qui da Radio Padania, da Comeback, questa striscia settimanale che cerca di approfondire in modo più dettagliato possibile quanto accade dalle parti di Washington e dintorni. In particolare stiamo cercando di capire se il muro al confine con il Messico, che è stato uno dei cavalli di battaglia principali dell'attuale presidente Donald Trump, alla fine si farà o non si farà. In queste stesse ore, in questo momento, il Congresso è al lavoro per trovare un compromesso che eviti il nuovo scattare di uno shutdown che appunto potrebbe avvenire tra venerdì e sabato. Il presidente sembra intenzionato, stando alle ultimissime notizie, appunto a firmare questo compromesso, anche se per lui è oggettivamente un compromesso un po' al ribasso. E appunto dobbiamo capire più o meno come riuscirà in qualche modo a districarsi da questa complicata faccenda, perché nel momento in cui invocasse, come sembra abbia intenzione, l'emergenza nazionale, ebbene dobbiamo sempre ricordare che la legge americana sulle emergenze nazionali implica una possibilità da parte del Congresso di bloccarla, e la speaker della Camera, Nancy Pelosi, sembra appunto intenzionata ad usare questo stratagemma. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Buonasera. Buonasera. Sarei interessato ad approfondire il discorso riguardo al piano di investimenti pubblici che Trump ha pensato di organizzare per quest'anno. Si tratta circa di 1.500 miliardi di dollari, se non sbaglio. Volevo sapere se, dato l'attuale condizione del Congresso, Trump riuscirà mai a fare una possibile risoluzione di questo piano. Credo che potrebbe essere un'occasione per aumentare ulteriormente la crescita dell'economia americana. Sappiamo che recentemente ha avuto una crescita del 4%, che è tanta roba per i nostri tempi, così come una riduzione della disoccupazione. Quello che volevo domandare inoltre è se si possa anche presupporre un aumento dell'export italiano delle aziende grazie a un eventuale aumento della crescita della domanda interna americana. Grazie. Grazie a lei. Ma sul problema degli investimenti pubblici lo accennavo vagamente prima per quanto riguardava la riforma infrastrutturale. Trump sotto questo aspetto è una sorta di keynesiano e non ha mai, preso effettivamente le distanze dalla filosofia che prevede un intervento dello Stato anche talvolta corposo in economia. La sua stessa idea, almeno quella originaria di riforma infrastrutturale, prevedeva più di $1 trilione di dollari investiti, non tutti pubblici ovviamente, una parte pubblica, una parte privata, addirittura dovevano essere 200 miliardi pubblici nell'ambito economico, per cercare appunto di risollevare la situazione generale in seno al paese. E appunto questo è uno degli elementi, una delle caratteristiche che lo accomunano neanche poco da un punto di vista politico, oltre che elettorale, alla sinistra del Partito Democratico. Penso a figure come il senatore socialista Bernie Sanders, penso a figure come il senatore dell'Ohio Sherrod Brown e diversi altri. Il problema degli investimenti pubblici, per lui l'ostacolo viene da destra, non certo da sinistra, viene da parte di quei settori del Partito Repubblicano che sono rimasti in un certo senso aggrappati a una profonda visione economica di stampo neoliberista, di stampo reganiano, e guarda caso sono gli stessi senatori, penso al senatore del Nebraska Ben Sasse, senatore repubblicano del Nebraska Ben Sasse, che è sempre stato un accanito avversario di Trump. Costoro sono appunto legati a una prospettiva neoliberista che guarda male anche a tutta la politica di dazi che il presidente sta
fondamentalmente portando avanti. Mi dicono che c'è un'altra telefonata. Buonasera. Buonasera. Grande America First, vorrei dire una cosa. Gli americani dovrebbero ricordare di del Messico con la quale 1832. Sì, diciamo che l'America First rappresenta da sempre, come dire, la filosofia principale di questa presidenza. America First, che è stata, anche qui la si può pensare in vario modo, ma è stata spesso travisata dai mass media europei. L'America First non è solo becero nazionalismo, becero isolazionismo. Dirò una cosa che magari lascerà scioccato qualcuno, ma qualche primo esempio di America First lo abbiamo già visto con Barack Obama. Obama è stato un presidente che nel 2008 vinse proponendo un programma di politica estera che non è poi così distante da quello proposto da Trump. Cioè sia Obama che Trump, sotto alcuni aspetti, poi le differenze sono ovviamente numerose e notevoli, ma sotto questo aspetto sia Obama che Trump sono due presidenti che hanno cercato di superare i vecchi schemi, le vecchie logiche della guerra fredda, nella fattispecie cercando di tendere una mano ad alcuni degli storici nemici dell'America. Faccio solo un esempio: la Russia. Oggi Trump è sotto scacco soprattutto da parte dell'establishment di Washington, ma anche dell'establishment dell'Unione Europea, e si dice che lui sta aprendo alla Russia quasi come fosse una sorta di tradimento dell'Occidente, che sta aprendo alla Russia perché sarebbe sotto ricatto da parte dei russi, addirittura di Vladimir Putin, che lo userebbe come una marionetta, una specie di spia del KGB. Ora, al di là della fondatezza di queste accuse, io vorrei ricordare un dato storico, che il primo a parlare di reset, quindi di una ripresa dei rapporti con la Russia, fu proprio Obama. E il reset obamiano con la Russia fu un tentativo di disgelo che è durato anche diversi anni. Durò dall'inizio della presidenza Obama fino poi alla crisi ucraina. Lì si interruppe, però passarono diversi anni. Quindi voglio dire, Trump è un presidente che, piaccia o meno, esemplifica e manifesta un periodo di crisi nella politica americana. L'America oggi, come dicevo prima, non ne può più delle guerre intorno al mondo, non vuole essere più considerata, parlo dell'elettore medio quantomeno, non vuole più considerarsi come il poliziotto globale, e quindi sta allontanandosi da quell'idea di ordine mondiale che la vedeva fino al 2000, più o meno, ai primi anni 2000, come un po' il perno, no? Se vogliamo, delle relazioni internazionali, non solo in Occidente, ma aveva anche ambizioni di andare oltre, soprattutto con la NATO, no? Di espandersi sempre più verso est. Quella visione lì oggi tra l'elettorato americano è una visione essenzialmente minoritaria, e quindi sia Obama prima che Trump oggi, lo stiamo vedendo con la Russia, lo stiamo vedendo con la Corea del Nord per esempio, è una visione questa che Trump sta appunto portando avanti, ma non per irenismo, per pacifismo, per una questione pragmatica. Sia Trump che Obama sono stati due presidenti che hanno spessissimo governato, soprattutto in politica estera, con i sondaggi alla mano. Oggi l'americano medio ricorda con estremo furore la guerra in Iraq, e vorrei ricordare un dato storico interessante, che quando la guerra in Iraq, parliamo del 2003, venne dichiarata,
venne dichiarata dal presidente Bush su sostegno del Senato, che votò bipartisan a favore, quindi non solo i repubblicani ma anche molti democratici. Ebbene, quando quella guerra venne dichiarata, il popolo americano la voleva. Se voi vi andate a rivedere lo storico dei sondaggi Gallup all'inizio del 2000, tra l'attentato alle Torri Gemelle e le prime fasi della guerra in Iraq, quindi diciamo il primo mandato di George W. Bush, nel momento in cui la guerra fu dichiarata e nei mesi successivi, la popolarità di Bush era altissima. Poi fu condotta male, si scoprì che le famose armi di distruzione di massa non c'erano e la popolarità di Bush iniziò a crollare tra il 2005 e il 2006. Ma quella era una guerra che l'elettorato americano voleva, per un senso di reazione, di vendetta all'11 settembre, quello che volete, ma lo voleva. Adesso no, adesso ha capito, diciamo, si è trovata davanti a un disastro, soprattutto condotto male nei primi mesi. E quello che è riesploso in America dal, diciamo, 2006 a oggi, grosso modo, e che ha attraversato tutta la presidenza di Obama e sta attraversando la presidenza anche di Trump, è il rinascere di una sindrome del Vietnam. Cioè oggi l'americano medio si sente, dal punto di vista della politica internazionale, come si sentiva l'americano medio degli anni 70, quando era andato in Vietnam pieno di belle speranze, convinto che la guerra si sarebbe conclusa in un battibaleno, e invece prese una delle più grandi, forse la più eclatante batosta della sua storia. Questo è un dato psicologico di fondamentale importanza di cui va tenuto presente, e Trump lo sta, come dire, lo sta esemplificando. E quindi le sue lotte, il suo contrasto con l'establishment di Washington va proprio in questa direzione, perché l'establishment di Washington, comunque una parte io quando parlo di establishment di Washington andiamo sul concreto, non sono persone, come dire, oscure che complottano nell'ombra, si tratta fondamentalmente di chi? Si tratta dei vertici dell'intelligence americana, si tratta dei vertici dell'esercito, si tratta anche di una certa realtà industriale legata alla grande industria bellica americana, che ovviamente a tutto gli interessa che il clima da guerra fredda resti in piedi, resti vivo, e quindi è ovvio che Trump si trova schiacciato tra due poli opposti. Da una parte lui vorrebbe proseguire sulla sua linea, sul superamento della guerra fredda, sull'idea di un approccio pragmatico, realpolitico alla geopolitica stessa, e quindi aprire anche agli avversari, in un certo, come fece Nixon negli anni 70, ma dall'altra non può farlo, o comunque non può farlo del tutto, perché c'è tutta una serie di pressioni, subisce soprattutto, e questo è interessante, dal Partito Repubblicano, anche dal Partito Democratico, ma soprattutto dal Partito Repubblicano, quell'ala reganiana di cui parlavamo prima sugli investimenti pubblici, quell'ala reganiana neoliberista in politica economica, è tendenzialmente interventista in politica estera, fa parte di quel mondo di intellettuali che di solito viene definito come neoconservatorismo, parola diciamo così complicata, che di fatto sono sostanzialmente i falchi in politica estera, quelli che vorrebbero appunto proseguire sulla linea della guerra fredda, proseguire con un approccio, attraverso un approccio duro e unilaterale dell'America in giro per il mondo. La presidenza Bush, per capirci, l'esempio storico più vicino a noi. E questo Trump purtroppo per lui è costretto talvolta ad accettare dei compromessi. Ecco quello che dicevo all'inizio. Questo spiega la motivazione di una politica estera che, vista così da fuori, sembra caratterizzata da moti sussultori, da comportamenti umorali, folli,
che ci sia un aspetto umorale, magari ci sarà anche. Trump non è la persona più calma di questo mondo e diciamocelo, non è neanche la più preparata di questo mondo dal punto di vista della politica estera, però alla base di questi comportamenti ci sono delle ragioni profonde strutturali che caratterizzano non solo l'amministrazione, che è a sua volta divisa in varie correnti, ma lo stesso Congresso e i vari, come dire, le varie fazioni interne ai partiti, allo stesso partito repubblicano. Ecco che quindi lui da una parte cerca di aprire alla Russia, da una parte cerca di mantenere un atteggiamento morbido nei confronti della Siria, un atteggiamento che dice io mi voglio ritirare, voglio disimpegnarmi, perché lui, esattamente come Obama, vede nel Medio Oriente un pantano geopolitico in cui non vuole più essere immischiato. Dall'altra però subisce il ricatto di chi agita in qualche modo lo spettro dell'inchiesta Russiagate, quindi l'idea che lui sarebbe appunto ricattato, addirittura si parla in alcuni casi di impeachment, posto che avverrà mai. Comunque lui subisce questo ricatto e quindi deve spesso e volentieri prendere delle decisioni che vanno in netta controtendenza rispetto a quello che diceva in campagna elettorale. Un caso più eclatante è quanto è accaduto con l'Arabia Saudita. Quando Trump era in campagna elettorale diceva, parliamo quindi del 2015-2016, diceva delle cose inenarrabili, cattivissime, qualcuna magari anche fondata sull'Arabia Saudita, la accusava di qualsiasi cosa e anche di collusione nell'attentato dell'11 settembre. Poi, una volta che è diventato presidente, ha dovuto cambiare il passo su questa questione e qui è diventato uno dei migliori amici dei sauditi e quindi ci ha fatto un accordo in armi da 110 miliardi di dollari a maggio del 2017 e proprio sul fronte geopolitico ha rinsaldato molto i legami. Queste è un prezzo che lui in un certo qual modo deve pagare perché ovviamente sotto certi aspetti almeno è ostaggio di varie correnti politiche, ripeto, correnti che si trovano all'interno della stessa amministrazione. Io penso a figure come il segretario di Stato Mike Pompeo, penso a figure come il National Security Advisor, il consigliere sulla sicurezza nazionale, che è John Bolton. Ecco, queste figure sono molto legate a quella prospettiva interventista vicina, insomma, un po', passiamo il termine, guerrafondaia, no? Che a Trump in campagna elettorale ha cercato di combattere, in parte continua a combatterla, ma sotto alcuni aspetti deve comunque scenderci un minimo a compromessi. Fermo restando che poi anche il Partito Democratico sotto questo aspetto è molto frastagliato al suo interno. Nel Partito Democratico si vanno delineando almeno due linee prevalenti sotto l'aspetto della dottrina della politica estera. C'è l'ala sinistra del Partito Democratico che è molto più vicina a Trump di quanto non possa sembrare all'inizio, come in economia anche in politica estera. Sempre il solito Bernie Sanders è un isolazionista, è uno che dice ma perché dobbiamo spendere i soldi dei contribuenti per andare a fare le guerre in Medio Oriente, per andare a fare le guerre da qualsiasi altra parte, e qui dice lasciamo perdere. Però a quest'ala appunto isolazionista fa da contraltare un'ala, come dire, più centrista, che in un certo senso è vicina all'ex First Lady Hillary Clinton, e quell'ala lì di cui è esponente l'ex vicepresidente di Obama Joe Biden che si starebbe per candidare alla nomination democratica del 2020, quindi parliamo di lui anche per questa ragione. Joe Biden in politica estera è un falco, è uno che sostiene che Trump sia troppo blando nei confronti di Putin ed è uno che vuole procedere anche a un riarmo, vuole in qualche modo che l'America torni a quel tipo di politica estera aggressiva che l'ha contraddistinta negli anni 80, negli anni 90
90 e fino ai primi anni 2000. Tant'è che molti analisti americani stanno già dicendo che nel momento in cui Biden si candiderà, perché al 90%, 99% si candiderà, Biden si ritroverà un bel grattacapo da parte del suo elettorato, cioè da parte dell'elettorato democratico, perché Biden è stato tra quei democratici, vi dicevo prima, che in illo tempore, parliamo del 2002, al Senato, lui era all'epoca senatore del Delaware, per lo Stato del Delaware, al Senato votò a favore della guerra in Iraq. E quindi molti analisti già dicono Biden la pagherà cara per questo, perché molti elettori democratici, soprattutto appartenenti alla sinistra isolazionista, non glielo perdoneranno. E come questa cosa perseguitò Hillary, un'altra che votò a favore dell'invasione dell'Iraq nel 2003, come questa cosa perseguitò Hillary nel 2016, perseguiterà prevedibilmente anche Biden adesso tra il 2019 e il 2020. Il mood generale e l'umore generale che caratterizza infatti l'elettorato americano oggi è cambiato in maniera drastica. Sono finiti, poi bisognerà vedere se torneranno, ma per ora sono finiti i tempi in cui l'elettore americano votava anche, non solo, ma anche per le ragioni della politica estera. In realtà non è che ne sia mai importato granché, però ci sono stati dei casi storici. Se voi vedete per esempio le elezioni le presidenziali del 1980, Ronald Reagan contro Jimmy Carter, Carter perse, innanzitutto per la questione dell'economia che ristagnava, ma perse anche perché c'era stata, ricorderete, è stato adesso l'anniversario, nel 79 la rivoluzione khomeinista in Iran, c'era stata la famosa crisi degli ostaggi, Carter aveva provato a risolverla, non c'era riuscito e questa cosa pesò su di lui in un modo fortissimo, addirittura è stato uno dei rari casi della storia americana in cui fu contestato all'interno del suo stesso partito, quando ci furono le primarie nel 1980, le primarie democratiche. Ted Kennedy, fratello di JFK, si candidò contro di lui perché riteneva che si fosse indebolito troppo, avesse fatto una pessima figura per la crisi degli ostaggi. Ovviamente Reagan, quando si arrivò alle presidenziali, lo attaccò un po' su quell'aspetto lì e ci vinse le elezioni. Ripeto, non fu solo quello che determinò la vittoria di Reagan nell'80, ma rappresentò questa una parte essenziale della sua strategia elettorale, del fallimento di Carter. Però, ripeto, quel tipo di attenzione alla politica estera da parte dell'elettore medio americano oggi quantomeno non c'è. Poi lo sapete, l'America è un paese che cambia in modo repentino e improvviso, quindi può essere che magari alle elezioni del 2020, la vedo difficile, ma già sarebbe più possibile nel 2024, ci sia una nuova ondata, come dire, più appunto tra virgolette più interventista, no? Che nel 2024 o anche prima l'America si lasci indietro questa sindrome del Vietnam in cui è ripiombata a causa della guerra in Iraq. E questo però ovviamente resta un punto interrogativo, un assoluto punto interrogativo, e Trump in questo momento, essendo uno che avrà tanti difetti ma sa fiutare bene il vento elettorale, lo sa questo Trump, e quindi sa bene anche che se vuole rivincere nel 2020, posto che si ricandidi, perché questo è un altro tema, ma dovrebbe ricandidarsi ormai, ebbene se vuole rivincere nel 2020 non lo farà certo proponendo una visione interventista in politica estera. Quindi questo per dire che il tema dell'America First è qualcosa di più profondo, è qualcosa di più strutturale, che si può condividere o meno, ma è qualcosa che nasce da un clima e da un substratum, se vogliamo, che non è stato Trump a creare. Trump si è trovato lì, è stato, diciamo, dal suo punto di vista almeno, l'uomo giusto al momento giusto e ha seguito la corrente, anche perché ricordiamo, Trump nel 2002 era solo un immobiliarista, un miliardario, ma non aveva incarichi di governo, non era un politico, ma nel 2002 lui disse che era favorevole alla guerra in Iraq. Poi dopo è tornato indietro, ma lui nel 2002 disse che era favorevole. Poi
ci ha ripensato perché ha capito che l'elettorato ormai su quel terreno lì non lo avrebbe minimamente seguito. Ci fermiamo qualche minuto. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. A Comeback, il nostro spazio di approfondimento dedicato alla politica statunitense e alle dinamiche di Washington che, a dir la verità, per noi europei non sono mai così chiare, quantomeno a prima vista. Quindi, per cercare di capirci qualcosa più nello specifico, siamo in collegamento con Mauro Della Porta Raff,
fotografo, americanista, saggista, scrittore e vorrei anche dire, se me lo concede, mio maestro. Certamente, assolutamente, sono felice di questa definizione. Buonasera, dottor Della Portara. Buonasera. Senta, noi nella puntata di oggi abbiamo un po' cercato di sviscerare il tema d'attualità, cioè questo muro al confine con il Messico. Sembrerebbe che in queste ore Trump si sia convinto a firmare l'accordo un po' al ribasso, insomma il compromesso. Esatto. Ebbene, questo compromesso, secondo lei, questa è la prima domanda che le faccio, che cosa implica per Trump in termini politici? Cioè che cosa si gioca effettivamente accettando questo compromesso? Ma qui il problema è determinato dal fatto che il giorno 15 scadrebbe quella specie di tregua che è stata stipulata qualche tempo fa per mettere temporaneamente fine allo shutdown, che era qualcosa che oramai era diventato insostenibile. Praticamente ha superato tutti i record precedenti il periodo di shutdown e sembrava che l'opinione pubblica fosse pronta a ribellarsi nei confronti sia di Trump sia dei democratici, perché in fin dei conti si accollava la responsabilità di quello che stava succedendo a tutte e due. Certo. Ora il giorno 15 si avvicinava ed era necessario trovare appunto un compromesso, arrivare a una soluzione che permettesse di andare avanti ancora un po'. Io credo che questo sia alla fine quello che sta succedendo. Trump accetterà, perché in qualche modo deve farlo, i democratici hanno accettato torto collo di concedere qualcosa. Per il momento la situazione dovrebbe calmarsi. Certo che resta il fatto che la promessa fatta da Trump all'origine in campagna elettorale, e lui tiene molto al fatto, dice continuamente che mantiene le promesse fatte durante la campagna elettorale, era quella di costruire questo muro addirittura a spese del Messico, cosa che evidentemente oramai non è più possibile. Certo, quindi da questo punto di vista, andando al fronte opposto, al fronte dei democratici, lei come giudica in questo momento dal punto di vista parlamentare l'azione della, si fa per dire nuova speaker, rieletta da poco, ma insomma nuova è una parola grossa, Nancy Pelosi, cioè si sta rivelando in grado secondo lei di fare un'opposizione efficace oppure questo partito ancora continua a brancolare nel buio? Allora, qui il problema è questo, il Partito Democratico è in una situazione gravissima dal punto di vista in prospettiva. Noi vediamo che i candidati che mano a mano vengono fuori non hanno spessore politico di grandissimo rilievo, tant'è vero che alla fine stiamo ancora aspettando di sapere che cosa vorrà fare Bernie Sanders o che cosa deciderà di fare Joe Biden, cioè persone che hanno, io ho 75 anni e loro sono miei coetanei o pressappoco, quindi insomma siamo un po' vecchietti, diciamo, ecco, e i giovani non ci sono, quelli che sono stati finora proposti sono di livello infinitamente inferiore o sono semplicemente rappresentativi di cose particolari. Qui viene fuori quello che dice io sono il candidato gay. E vabbè, sarai il candidato gay, ma bisogna vedere se sei capace, non vuol dire niente che tu sia gay. Io sono il candidato dei nativi americani, allora non importa niente, fammi sapere se sei capace di fare il presidente. Qui si va avanti in questo modo. Ora, in una situazione del genere, Nancy Pelosi rimane comunque qualcosa di serio, perché è una donna che ha una carriera politica alle spalle di grande rilievo, che è riuscita a 79 anni, perché li compie adesso a fine marzo, compie 79 anni, che è ancora molto bella. Io me la ricordo quando era giovane, era bellissima, anche questo conta. Dicevo. Allora, è una donna che ha una grande carriera alle spalle, è un grande personaggio, certo. Adesso sta cavalcando l'onda, è il momento in cui può far vedere tutto il proprio peso, avendo il Partito Democratico conquistato la maggioranza alla Camera, ma d'altra parte il fatto stesso che una persona di 79 anni, diciamo un'ottantenne a un certo momento, sia ritenuta il cavallo di punta di un partito politico, indica quali siano le difficoltà di questo partito politico. Quindi, contrariamente mi pare di capire a quello che dicono la maggioranza dei media, soprattutto in Europa, lei non crede che questa ondata di giovani che ha caratterizzato le ultime elezioni di metà mandato tra i democratici, penso alla democratica del New York, Ocasio-Cortez, oppure... Sì, ma l'Ocasio-Cortez non ha neanche i 35 anni necessari per candidare, quindi non può neanche fare la candidata alla presidenza, perché ha 30 anni, aveva 89. Certo. Quindi siccome la candidatura prevede tre caratteristiche, tre
necessità, una delle quali è quella di avere almeno 35 anni. L'Ocasio-Cortez è completamente fuori da questa sì, ma io dico in sarà anche prospettiva. nelle prossime elezioni. Ma gli altri non hanno livello. Adesso c'è quella specie di quella simpatica signorina, la Tulsi Gabbard, che viene dalle Samoa americane. Vabbè, è una caratteristica straordinaria venire dalle Samoa americane, no? Cioè, praticamente è una candidata alla presidenza che arriva da un'isola lontanissima. Le Samoa americane sono quelle dove c'è pago, se ricordo bene. Cioè sono quei posti esotici, molto divertenti che lei si candidi alla presidenza, ma quali sono le sue caratteristiche? Da dove viene? Ha combattuto, è stata una combattente, va bene, credo che ce ne siano molte migliaia di combattenti negli Stati Uniti. Così sono gli altri candidati. C'è il latinoamericano, come dicevo prima, si caratterizzano i candidati democratici per il fatto di avere una determinata appunto caratteristica, cioè il candidato latinoamericano, il candidato gay, ma anche il candidato transgender, è quello che sicuramente vincerebbe in un mondo come il nostro, dove il politicamente corretto è imperante, e sarebbe il candidato handicappato, transgender e di colore. Se riusciranno a trovare un candidato handicappato, transgender e di colore, vinceranno le prossime elezioni. Senta, un'ultima domanda, ma lei la ritiene possibile, magari non adesso, ma man mano che le primarie si avvicineranno, no, le primarie ufficiali, quantomeno una candidatura di Michelle Obama? Perché si vocifera anche di Hillary Clinton, francamente non credo che sia effettivamente all'ordine del giorno. Però Michelle Obama io la vedo molto, come dire, molto attiva ultimamente, molto presente, quindi qualche idea, non lo so, lei che cosa ne pensa? Magari hanno idea di farlo. Io credo che per capire se scenderanno in campo quelli che poi davvero avrebbero delle possibilità, perché Michelle Obama, per il fatto di chiamarsi Obama, per il fatto di essere una donna, per il fatto di essere una donna di notevole intelligenza, perché è molto più intelligente del marito, questo è assolutamente certo, avrebbe delle chance, secondo me, però aspetteranno. Io penso che sarà necessario aspettare parecchio per vedere alla fine quanti di questi candidati così che vengono fuori alla rinfusa resteranno davvero in corsa. Perché dobbiamo ricordarci che per tutto il 2019 ci sono quelle che vengono chiamate le primarie oscure, le primarie nascoste, perché le primarie e i caucus vengono naturalmente nel 2020, no? Si parte con New Hampshire, con l'Iowa e lo New Hampshire, e buonanotte, a febbraio del 2020, e lì si vede poi chi è che vota davvero, chi prende i voti davvero. Ma quest'anno ci sono le cosiddette primarie nascoste, cioè nelle quali chi si è candidato deve far vedere di essere capaci di raccogliere consensi da parte dei media, eccetera, e anche quattrini. E quindi ci sarà una selezione determinata da questo fatto. Riusciranno questi signori ad avere un vero riconoscimento a livello nazionale e i quattrini per continuare la campagna elettorale? Quindi molti di questi scompariranno, come succede abitualmente, normalmente. Quelli che resteranno avranno forse qualche chance in più perché l'avranno dimostrato di avere qualche capacità, e a quel punto vedremo se scenderanno in campo quelli che effettivamente hanno poi la possibilità di avere la nomination, e non dico di essere eletti, di avere la nomination. Chiarissimo, io la ringrazio, Mauro Della Porta Raffo, e spero di risentirla presto. Assolutamente, grazie a voi. Grazie, buona serata. Buona serata. E quindi niente, come si vedeva, il Partito Democratico, lo ha ben sottolineato Mauro Della Porta Raffo, il Partito Democratico americano in questo momento non sembra godere di ottima salute. È pur vero che abbia conseguito nel novembre scorso, nel 2018, una vittoria parziale alle elezioni di metà mandato, è riuscito a riconquistare metà congresso, la Camera dei rappresentanti, laddove il Senato è rimasto a maggioranza repubblicana. Però ecco, come diceva Della Porta Raffo, c'è un problema di strategia, c'è un problema a lungo termine, c'è anche un problema parzialmente anagrafico. Perché ci si continua in quel partito ad affidare a quelle che sono state sue vecchie glorie, e magari costoro riescono anche nell'immediato a raggranellare risultati importanti, lo abbiamo visto nel caso della speaker Nancy Pelosi, ma quello che manca sembra appunto un leader del futuro, ma ancora prima del leader
c'è un problema di visione. Che cosa vuole essere nel 2020 il Partito Democratico americano? Questo è un tema gigantesco, ne approfitteremo anche poi nelle prossime puntate per affrontarlo, ma questa crisi non nasce oggi, questa crisi nasce da diversi anni ed è addirittura già in atto, è stata già in atto ai tempi degli ultimi anni della presidenza di Barack Obama. È come se dopo la novità che nel bene o nel male Obama ha incarnato effettivamente nel 2008, rinnovando almeno in parte quel partito, ebbene si sia interrotta. È come se il Partito Democratico si sia addormentato sugli allori e abbia iniziato, come dire, a rivendicare quasi una sorta di automatismo nel governare, nel farsi votare, automatismo che poi ha fatto essenzialmente cilecca, e lo abbiamo visto in occasione delle presidenziali del 2016. La debacle democratica del 2016 ha radici profonde, non può essere derubricata a mero intervento, diciamolo un po' fantasioso, degli hacker russi. Ci sono delle ragioni che vanno molto indietro nel tempo: l'incapacità di una classe dirigente di rinnovarsi, l'incapacità di trovare delle idee nuove, l'incapacità, se vogliamo, da parte di grande, insomma, una quota non indifferente delle alte sfere del Partito Democratico di sganciarsi da determinati interessi. Quando Hillary Clinton si candidò, era mi pare marzo o aprile del 2015, e tutti già sostenevano che sarebbe stata la prima presidente donna degli Stati Uniti, in realtà partiva già fortemente svantaggiata, fortemente azzoppata, e questo 2-3 mesi prima che Trump si candidasse. All'epoca, ricorderete, si pensava ci sarebbe stato uno scontro Clinton-Bush, Jeb Bush, il fratello minore di George W. E invece così non fu. Ma Hillary aveva già tentato di vincere la nomination democratica nel 2008 e non c'era riuscita. Era stata sconfitta, diciamo, quasi al photo finish da Barack Obama, che nel 2008 era un outsider. Nel 2008, diciamo, giocava un po' la partita, concedetemi, del Trump di allora. Cioè, se voi andate a rivedere, se avete tempo e voglia, i dibattiti delle primarie, lo scontro tra Hillary e Obama nel 2008, voi vedrete che lo stesso tipo di argomentazioni, anche un po' perfide, un po' cattive, che l'ex First Lady usava contro Obama, sono le stesse usate da lei nel 2016 contro Donald Trump. Obama uscì fuori come una sorta di scheggia impazzita, che però, grazie a una campagna elettorale all'epoca molto intelligente, perché lui puntò sugli stati, io parlo soprattutto delle primarie democratiche, lui puntò sugli stati piccoli, la Clinton puntò sugli stati grandi. Alla fine la somma degli stati piccoli di Obama dava più delegati degli stati grandi a Hillary, e così lui vinse la nomination. Quindi, voglio dire, da allora c'è stata un'incapacità di rinnovamento, che Obama poi in parte quel rinnovamento l'ha anche tradito nel Partito Democratico, perché a fronte di un primo mandato in cui comunque, pur tra numerosi errori, ha cercato di tenere fede a quell'idea di rivoluzione, di ribaltamento generale, nel 2012, quando ha rivinto, si è fatto molto establishment, si è, diciamo, molto, come dire, imborghesito su certi aspetti, e questo una parte della sinistra democratica non a caso non gliel'ha perdonato, perché se voi ricordate nel 2016 c'erano diversi, come dire, attriti tra Obama e Hillary. Obama e Hillary non si sono mai amati, tant'è che qualcuno si aspettava addirittura che Obama volesse spingere l'allora suo vicepresidente Biden a candidarsi, poi lui rifiutò anche per una serie di disgrazie familiari che aveva avuto. E allora ci si aspettava che lui, qualcuno in realtà si aspettava, perché lui addirittura sostenesse il candidato socialista Bernie Sanders, ma alla fine non lo fece, si schierò con Hillary. Insomma, tutto questo per dire che questa crisi
va avanti da tempo. Hillary non è stata in grado nel corso del 2016 di ricomporla, perché dentro il Partito Democratico americano si assiste ad un solco sempre più profondo che vede contrapposta l'ala sinistra e l'ala centrista, e queste due ali non si parlano, sono ai ferri corti costantemente. Hanno provato i democratici a nominare un nuovo presidente interno che si chiama Tom Perez, attualmente in carica dal 2017. Questo Tom Perez avrebbe dovuto trovare una linea, no? Una sorta di sintesi tra le correnti contrastanti, e non c'è riuscito. Del resto i dossier che dividono centro e sinistra tra democratici sono numerosi e sono spigolosi. In particolar modo sono due dossier. Sono la questione della gestione del partito, perché i seguaci di Sanders, la sinistra, ha sempre detto che i centristi hanno lavorato pro domo loro, lasciando fuori la sinistra stessa. E poi c'è la questione della sanità. I centristi si limitano a dire dobbiamo difendere l'eredità sanitaria di Barack Obama. I radicali, quelli della sinistra, dicono no, noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo arrivare al sistema sanitario universale. Fate bene attenzione, perché la questione sanitaria sarà dirimente durante le prossime primarie democratiche, perché è uno dei temi più divisivi che ci siano. In questo bailamme, dicevo, Hillary non ha ragionato secondo le categorie necessarie della federazione delle varie anime, ma nel 2016 scelse come suo vice il senatore della Virginia, Tim Kaine. Perché dico questo? Perché Tim Kaine è un moderato, è un centrista, è la fotocopia della stessa Hillary. Allora, tendenzialmente, quando ci sono le elezioni americane in sede di convention e il candidato presidente sceglie il suo vice, di solito lo sceglie di una corrente differente, così che il partito si possa unire. Hillary poteva scegliere vari esponenti della sinistra democratica, poteva scegliere Bernie Sanders, poteva scegliere la senatrice del Massachusetts, attuale candidata Elizabeth Warren, poteva scegliere il senatore dell'Ohio Sherrod Brown, cioè tutte figure che in un certo modo portavano avanti le istanze della sinistra, soprattutto sul fronte dei diritti sociali. E invece lei ha optato per rinchiudersi nella sua torre burnea, ha optato per creare una potenziale classe dirigente del Partito Democratico tutta schiacciata sulle sue posizioni politiche, e alla fine ne ha pagato le conseguenze, perché alla fine c'è stato un fortissimo errore di prospettiva da parte di Hillary nel 2016, cioè lei nel 2016 ha ragionato come ragionò suo marito Bill Clinton nel 92. Bill Clinton nel 92 disse: io devo puntare al centro per rubare voti, pescare voti, tanto repubblicani centristi quanto democratici centristi. E allora lui scelse nel 92 come vicepresidente Al Gore. Al Gore, che era un centrista esattamente come lui. Solo che, voi capite, nel 1992 questa strategia aveva effettivamente senso, perché all'epoca l'economia tutto sommato andava bene, l'America non era né in crisi dal punto di vista finanziario né tantomeno dal punto di vista psicologico della politica estera, anzi era appena uscita vittoriosa dalla guerra del Golfo, ed è ovvio che allora in quel contesto lì bisognava puntare al centro, puntare al voto dei cosiddetti moderati, come li conoscevamo un tempo, per arrivare alla Casa Bianca. E difatti Clinton nel 92 alla Casa Bianca ci arrivò. Hillary, dal canto suo, ha commesso un errore di valutazione madornale. Perché? Perché non si è resa conto banalmente del fatto che il 2016 non fosse il 1992, che non si potevano riproporre le stesse strategie, gli stessi volti, le stesse ricette politiche ed economiche del 1992. Questo è stato il grandissimo errore strategico, politico, elettorale dell'ex First Lady, senza poi dimenticare che comunque lei era un personaggio già di suo abbastanza controverso. Però
questo per dire che questa crisi in cui versa il Partito Democratico affonda le sue radici da lì ed è assolutamente imprescindibile, diciamo così, abbandonare questo tipo di, come dire, questo tipo di prospettiva, perché alla fine il grande politico, lo statista, è colui che sa fiutare il vento elettorale. Trump probabilmente non è un grande statista, lo vedremo alla prova dei fatti, se come Reagan, che inizialmente era considerato un attorucolo da strapazzo, riuscirà ad essere un grande presidente. Quindi questo noi non lo sappiamo al momento, ma di una cosa possiamo certamente essere sicuri, che fiuto elettorale l'attuale presidente ha dimostrato di averlo, e neanche poco. Io vi saluto per questa sera, sperando di ritrovarvi mercoledì prossimo con il nostro spazio di approfondimento settimanale, Comeback, sempre alla solita ora, alle 18:30. Buona serata. Comeback. Avete ascoltato Comeback.